Cuneo sbanca, Firenze lotta ma alla fine è costretta a cedere i 3 punti alle avversarie. In estrema sintesi questo è quello che abbiamo visto al Palamà della Forum, laddove la Bosca San Bernardo si è imposta per 3-1 contro il Bisonte nella prima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Un successo che è firmato principalmente da una delle ex di turno, la schiacciatrice De Gradi, autrice di 20 punti e molto efficace fin da subito in un campo che conosce molto bene. Firenze batte forte grazie ad un Nwonu immarcabile dotata di un servizio che è un qualcosa di devastante. Cuneo però regge il colpo, si rimette in carreggiata e fa sua la prima frazione per 25-23. Con lo stesso punteggio il Bisonte si impone nel secondo parziale, ma con il brivido. Questo perché la squadra di Mencarelli si è ritrovata anche in vantaggio di 8 punti, recuperati tutti dalle piemontesi, fino al time out chiamato dal coach del Bisonte sul 22 pari. Guerra al rientro attacca il 23-22, poi Candy sbaglia e regala 2 set point alle bisontine, sul secondo dei quali è Nwonu a trovare il punto del 25-23. Nel terzo e nel quarto set De Gradi, Stranzali e Ungureanu hanno saputo tenere alte le percentuali d'attacco. Se a questo aggiungiamo la continuità avuta da Zacheiu e le grandi difese di Zannoni, ecco spiegati i segreti che hanno portato le piemontesi al successo finale. Il match ball lo sigla De Gradi e chi altrimenti, con un colpo piazzato in parallela che sorprende la difesa avversaria. Firenze però non si abbatte di certo e cerca di ripartire da quello che di buono si è visto in campo, da un buono attrice di 26 punti e da una Belien che ha un attacco in fast molto efficace. Insomma, gli ingredienti per fare bene ci sono da entrambe le parti, la stagione è appena iniziata.